Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, come andiamo? Dunque, questa mattina mi sono alzato presto, tanto per cambiare, erano più o meno le 5:30. Ho accompagnato mia moglie a lavorare, perché almeno in famiglia uno che lavora ci vuole, perché voleva andare su dalle parti del Brugneto, del lago del Brugneto. Poi però ero indeciso. Sapete quelle giornate che si vorrebbero fare le cose ma non si sa dove trovare la voglia di farle, e le idee sono un po' annebbiate perché non si sa neanche dove andare. Volevo andare sul Brugneto, però nello stesso tempo volevo portarmi dietro a Nubi, che è già un po' che non lo porto. È lì che vi saluta di dietro. Ciao Anubi! E insomma, per farla breve, ho deciso di venire sui piani di Praglia e guardare e andare ai laghi del Gorzente. Ora non penso che farò tutto l'anello perché è molto lungo, e siccome voglio fare le cose con calma, gradatamente, dopo appunto una quindicina di giorni fa sono stato poco bene, penso che raggiungerò il primo lago e poi tornerò indietro, se tutto va bene. E bisogna arrivare a Ponte Decimo, parlo sempre delle delegazioni di Genova. Ponte Decimo, si prende la strada per Campo Morone, si attraversa tutto il paese di Campo Morone e poi si prende la direzione per Praglia e si prosegue dritto, una strada dritta in salita che non si può sbagliare. Quando poi arriveremo sullo spiazzo che serve per iniziare il percorso, ci vedremo di nuovo. Allora, qua dalla strada principale, arrivata a questo punto, si gira a destra e troviamo questo spiazzo dove possiamo lasciare l'auto, e alla sinistra di quella panchina davanti a noi inizia il percorso per andare al lago del Gorzente. Allora, qua inizia il sentiero, vedete c'è il cartello con le due barre bianche e rosse orizzontali, e tra un po' prenderemo la deviazione sulla destra che conduce al Gorzente. È un percorso ad anello che, come ho detto prima, non penso che faremo perché è un po' lungo, e guardiamo un po' dove arrivare, dai, poi decideremo strada facendo. Vedete, qua c'è l'indicazione che si gira a destra. Anubi! Mi hai fatto chiamare 2 volte, eh? Lo sapevo che ne approfittava. Vabbè, si rinfresca, vai. Speriamo che asciughi prima di arrivare in macchina. Andiamo? Per adesso siamo all'ombra, ma presto penso che usciremo da questo paradiso e ci troveremo sotto il sole.
Vieni Nubi. Ecco sempre i segnali da seguire. Siamo ancora tutto sommato all'ombra, sono da solo, c'è un silenzio tutto sommato bello, rilassante. L'unica cosa che spero non venga rotto questo silenzio da qualche grugnito, perché dietro a un grugnito ci sono i cinghiali e finché sono solo 9 su 10 se ne vanno, ma avendo il cane sinceramente la mia apprensione è sempre quella: i cinghiali quando vedono un cane si incavolano sempre perché l'uomo pensa di essere l'animale più furbo, glieli scagliano dietro a branchi e loro imparano che quando vedono un cane è un nemico e se possono si difendono. Allora, qui c'è un cartello dove c'è scritto neviera. La neviera in pratica era un contenitore di neve. Vedete questa costruzione profonda? Ecco, questo era un deposito che quando nevicava raccoglieva tutta la neve che poi veniva utilizzata. È un magazzino naturale. Da questa parte ce n'è un'altra, vedete hanno dei numeri, qua c'è scritto neviera 6, evidentemente ce ne sono diverse. Allora qui c'è questo cartello che indica la pietra del grano. Mi è entrato nel laghetto, è a caldo meschino. Ora qui sta a vedere, no, non penso che si debba passare di lì, perché non ci sono segnali sulle pietre, perciò proseguiamo sul sentiero principale. Chissà se la pietra del grano è questo pietrone e se ci ha messo un cartello avrà il suo significato. Ecco, se quel sentiero qua, perché lì sulla roccia c'è il percorso segnalato. Vieni patato! Che bell'acqua che c'è! E qui siamo sul lago Lungo, vedete questa lingua d'acqua che si inoltra nella valle, però da quanto vedo, almeno da questa parte, Anubi stai giù, mi vuoi inchiappettare adesso che andiamo a finire di sotto, scendi piccino, poi me li dai i bacini. Un posto dove passare, non c'è una diga evidentemente, o che rimane tutto dietro alla collina, quella sulla destra più bassa, oppure è proprio un lago questo che non è un lago artificiale e noi vabbè ce lo godiamo di qua. È comunque un bel colpo d'occhio e ora piano piano ce ne torniamo indietro, perché arrivare al Gorzente ora è un po' troppo lunga, comincia a fare troppo caldo. Devo dire che sto benissimo, però non voglio tirare troppo la corda per la prima volta.
e il Gorzen che dovrebbe trovarsi dietro a questa collina qua. Va bene, dai, si può sempre tornare. Chiama Nubin.